Buongiorno a tutti, sono Diego Bellone, volontario di Legambiente e oggi ci troviamo a Mestre per effettuare la nostra campagna di monitoraggio per la qualità dell'aria. La temperatura è bassa, l'aria è ferma, il cielo è terso e quindi ci aspettiamo valori di PM10 abbastanza superiori rispetto alla soglia. E dai dati finora raccolti abbiamo che la concentrazione di PM10 si assesta intorno ai 60-65 microgrammi su metro cubo. Come scuola noi da 3 anni noi accogliamo tutte le proposte che il Comune ci fa riguardo appunto tutti i modi per incentivare i bambini nel venire a scuola a piedi e usare il meno possibile i mezzi di trasporto, le automobili soprattutto. E in genere i bambini comunque abitano qui nel quartiere, per cui quasi tutti vengono a scuola a piedi. In questi ultimi anni è stato attivato il progetto Pedibus nella nostra scuola con la collaborazione del Comune e dei genitori che appunto si offrono come accompagnatori degli alunni. Ci sono 5 genitori e c'è una linea che dal Corso del Popolo accompagnano i bambini fino a scuola. Siamo davanti alla scuola Battisti dove c'è una pista ciclabile, infatti uno degli ingressi è nella pista ciclabile. Siamo venuti qui perché questa è una zona 30, è una zona che consideriamo curata dal punto di vista della mobilità e quindi ci aspettavamo di avere dei risultati dal punto di vista del PM10 buoni. Invece ci accorgiamo che anche qui superiamo i livelli di attenzione. E quindi ci chiediamo che cosa si deve fare per questa situazione. Un po' i dati che abbiamo raccolto fino adesso relativamente alle PM10. Direi che per la città di Mestre i valori si assestano intorno ai 60-65 microgrammi su metro cubo, con valori di picco intorno ai 70, anche abbiamo ai 70-75 microgrammi. È da notare come all'interno, facendo un rilevamento all'interno della tranvia elettrica che percorre la città, i valori, in particolare vediamo questi due, risultano essere più bassi rispetto ai valori che abbiamo registrato invece sulla strada. Sono 24 a tempo pieno, 8 marzo, campagna malaria a Mestre di Legambiente. Siamo andati in giro tutta la giornata con Go, il nostro amico gorilla in estinzione che è preoccupato per lo smog troppo evidente in questa città. I rilevamenti fatti ci hanno mostrato che la città è davvero a rischio, che sono 42 le giornate in cui abbiamo sforato, ma saranno molto di più col passare del tempo. Infatti in soli 2 mesi abbiamo già superato di 7 giornate quelle consentite dalla Comunità Europea. Ci chiediamo come andrà durante tutto l'anno. Per sensibilizzare sull'inquinamento. Risultato della giornata, Mestre ha bisogno di aiuto dal punto di vista dello smog, nel senso che abbiamo registrato dati che superano i livelli di massima. La preoccupazione principale sta nel fatto che nelle scuole non solo si verifica un fenomeno grave al momento dell'entrata dei bambini a scuola, ma soprattutto resta all'interno della scuola lo smog, per cui ci sono livelli elevati di PM10 anche all'interno. I dati numerici finora confermano quanto detto da Alessia. Abbiamo registrato valori medi
intorno ai 65 microgrammi su metro cubo questa mattina in corrispondenza dell'ingresso dei bambini a scuola. Dopodiché, con il sollevarsi di un po' di vento, la condizione delle PM10 è lievemente migliorata, tuttavia nel pomeriggio, in corrispondenza della strada del Terraglio, abbiamo nuovamente superato il limite dei 50. In questo momento, per dare un report sulla fase finale della giornata, abbiamo in prossimità della stazione ferroviaria valori che si aggirano intorno ai 65 microgrammi su metro cubo, quindi valori intorno a quelli misurati questa mattina.